Crea indotto e rappresenta una solida risorsa per le località di villeggiatura. Il turismo nautico ha un grande impatto sull'economia di Caorle. La località balneare veneziana punta ad accogliere sempre più visitatori che si muovono in barca. Approdo naturale è Porto Santa Margherita, con darsene moderne e tecnologiche che distano poche centinaia di metri dal campanile di epoca romana e dal Duomo millenario. Caorle è uno dei più suggestivi e piacevoli centri storici dell'Adriatico settentrionale, vivibile tutto l'anno per la presenza di strutture e servizi. È una bellissima risorsa il turismo nautico. Innanzitutto è una stagionalità molto più ampia di quello che è l'alberghiero e l'extraalberghiero, perché comunque qua si viene tutto l'anno. Si tiene la barca tutto l'anno e quindi diciamo ha un peso maggiore. E comunque per quanto riguarda l'indotto è importante perché oltre allo stazionamento della barca c'è tutta la cantieristica. Noi stessi abbiamo cantiere ma anche ce ne sono altri, ed è anche una bella risorsa per la destinazione perché può offrire posti di lavoro per i carlotti, insomma. Sicuramente è un turismo che è molto interessante per Caorle, con avendo due belle darsene, anche una storica come quella di Porto Santa Margherita e una qua a Caorle che è del villaggio orologio, la darsena orologio, che ha anche un importante riconoscimento come bandiera blu. È un servizio che è apprezzato. Noi poi abbiamo anche due associazioni che fanno vela e che amplificano quello che è questa offerta turistica per i nostri ospiti, e quindi un turismo che è di sicuro interesse per la nostra località. Ma non è un turismo solo di nicchia di chi possiede una imbarcazione. Sempre più richieste le houseboat a noleggio che attirano soprattutto esploratori d'oltreoceano. Diciamo che ci sono anche tanti armatori che hanno la barca anche in società, sì, no, dai, può essere per tutti. E oltretutto c'è anche lo sport perché ci sono le manifestazioni veliche. Caorle è una bellissima destinazione anche per le regate, ci sono regate d'altura durante tutto l'anno, c'è la 500, la 200 e lì lo sport si fa, ci sono gli equipaggi per cui è condiviso da tante persone. Io sono un turista spendente, qui viene a gustare quello che sono le nostre tradizioni ma anche i nostri sapori, e naturalmente porta quel plus che rispetto magari a altri tipi di tipologie di turisti, e quindi per noi è un asset molto importante. La città di Caorle punta al turismo nautico anche per recuperare le opportunità perse per il maltempo di inizio stagione. Porto Santa Margherita è nata come porto turistico, e quindi da un punto di vista storico è sempre un porto di riferimento per l'Alto Adriatico. Per chi porta qui le loro imbarcazioni noi abbiamo anche delle tariffe ad hoc dedicate appunto per chi si ferma in darsena e naturalmente vuole usufruire della spiaggia. Però diciamo la verità, finora tutto ciò è venuto un po' meno, ma non dovuto a mio avviso a mancanza di denaro o quant'altro, ma dovuto al tempo. Il tempo non è stato per nulla partecipe. Adesso attendiamo il mese di luglio, il mese di agosto, sono mesi importanti per l'economia turistica, però diciamo un po' tutto quello che è perso difficilmente lo si recupera.